Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatrici e telespettatori, perché questa roba qui la sottovalutiamo spesso, c'è molta gente che ci guarda anche attraverso il video dell'app, della TV e tutto il resto, per cui bisogna anche presentarsi bene, cioè il contrario di quello che sto facendo io adesso. E nel frattempo, buongiorno a Carlo Cambi, che dovrebbe essere già in collegamento con noi, io non lo vedo ancora, ma ne, Ma non ti vedo, non so perché. ne sento la voce. Faccio schifo veramente. Ma ti puoi presentare al pubblico in questo modo, dai. Hai capito? Con la magliettina e le bretelline, ma come una roba da matti. Devi avere l'abito talare, la veste cardinalizia, scusi. Dalla prossima settimana mi metterò in maniera concia. Allora, dicevo, Carlo, te ti tocca lavorare un sacco in questi giorni qua. Stai facendo una rassegna stampa magnifica, brillante e favolosa. Oltretutto sotto l'ora. Non so come fai a tenerti sotto l'ora. È un miracolo. Comunque, ti sfrutto, più non posso, perché sei anche autore di un articolo di primo piano sulla Verità di stamattina, che tra l'altro tocca un argomento di grande interesse, perché la settimana si chiude con il referendum. E poi ne parliamo, se vuoi, però io intanto approfitto di te in maniera bieca, così proprio per chiederti quali sono le notizie di oggi che ti hanno colpito, che ti hanno interessato dopo che hai fatto la rassegna stampa sul sito della Verità, sull'edicola della Verità. Sentivo il tuo direttore occuparsi di Greta. Capisco che sia divertente la signorina col fisherman giallo addosso, ma su quel profilo lì c'è una cosa molto più inquietante. E mi dispiace che nessuno abbia scritto che la sinistra italiana usa i palestinesi esattamente come Hamas dal punto di vista concettuale. Cioè questi stanno organizzando... Cioè in maniera strumentale, diciamo così, no? Come dei mezzi. Stanno organizzando per il 7 giugno una manifestazione pro-Palestina, che in realtà è una manifestazione per utilizzare il silenzio elettorale pre-referendum per contarsi, ma chiamano in testa al corteo due personaggi che connotano immediatamente l'ambito di riferimento di quella manifestazione, e cioè la signora Julia Gebreal e Gad Lerner, cioè due persone che non hanno come dire, nel loro corredo l'analisi di ciò che sta accadendo a Gaza, ma che hanno nel loro corredo una cosa sola: l'odio di Israele, punto. E mi chiedo, quelli che vanno in piazza sotto quelle bandiere hanno ben presente che cosa sta succedendo a Gaza e perché è successo? E mi domando, lo sanno per che cosa stanno protestando? E faccio un'altra domanda: quelli della sinistra che vanno in piazza dietro alla Gebreal e a Gad Lerner sono gli stessi che a Bruxelles votano per il riarmo europeo per liberare l'Ucraina? Perché le due cose non stanno insieme. Non si può stare con Hamas che schiavizza un popolo con la scusa di dire ma noi no, siamo per difendere i palestinesi, come se Hamas non fosse oggi il titolare del governo della Palestina. Perché questi si dimenticano che nel 2005 Israele se n'è andato da Gaza, che ci sono state delle, mi fa ridere solo dirlo, libere elezioni che hanno consegnato il potere a Gaza nelle mani di Hamas. Quindi i rappresentanti della Palestina si chiamano terroristi tagliagole di Hamas. E da questo cortocircuito politico, istituzionale e diplomatico non si esce. Non si può stare con la democrazia ucraina, per la difesa dell'Ucraina,
per la difesa del diritto internazionale, per la libertà dei popoli e contemporaneamente appoggiare il governo terroristico di Hamas, perché appoggiare i palestinesi oggi è appoggiare Hamas. Peraltro, Carlo, mi viene da dire, la tua ricostruzione è lucidissima, chiara, no? Ma non è niente di nuovo, no? Per certi versi. No, non c'è nulla di nuovo. No, di Però nuovo c'è stato quell'attacco terrificante del 7 di ottobre con dal un'azione quale tutto questo non ci sarebbe. dal quale tu politicamente non puoi uscire, no? Se non con una risposta durissima, mi sembra evidente, perché se fosse successo in Italia cosa saremmo qui a dire oggi? La domanda che io mi pongo è: ma perché invece di andare in piazza per la Palestina l'8 ottobre non sono andati in piazza per chiedere che l'Occidente risolvesse il problema palestinese? Era così complicato chiamare Netanyahu e dirgli: guarda, ci pensiamo noi, ci pensiamo come ONU, ci pensiamo come Unione Europea, Guarda, Carlo, ci pensiamo come qui NATO. Era così complicato. qui tocchiamo un tasto. Io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere. Allora, io vorrei domandare a questi signori della sinistra: se domani mattina arrivasse qua qualche nazista che gli stupra la moglie, gli apre la pancia della figlia incinta, gli strappa il petto, lo brucia vivo, sì. Cosa facciamo? Poi andiamo in piazza per difenderli, no? Oppure sarebbe giustificata una reazione che dice: vi spiano? Perché è chiaro che se tu prescindi dal 7 ottobre, tutto quello che sta succedendo a Gaza è incomprensibile. Ma ha una sola condizione: che tu prescinda dal 7 ottobre. Siamo arrivati al punto che i movimenti femministi non hanno voluto difendere le ebree violentate in quanto ebree. Certo. E questo è il tasto su cui ti volevo invitare a riflettere. L'abbiamo già fatto anche in passato, ma puntualmente ogni volta per me è una sorpresa eclatante, strabiliante, mi lascia desolato e non riesco a capire il perché ci sia di fondo sempre, perché poi tutto quello che viene fuori è nutrito da che cosa? Da un odio contro gli ebrei che a me mi fa paura, mi fa schifo, cioè non riesco a capire il motivo per cui nella nostra, chiamiamola cultura, non è cultura, subcultura, non so come definirla, nel nostro sostrato mentale ci sia questa cosa qui che quando c'è la possibilità di manifestarsi scatta proprio il relè e viene fuori. Questa cosa qui a me mi impressiona, io non riesco a capirlo. Carlo, l'abbiamo già fatta questa discussione forse più volte, ma ogni volta che la cronaca ci mette davanti a dei fatti di questo tipo, io non riesco a capire cosa scatta nella mente di tante persone, apparentemente anche per bene, oneste, sane, eccetera. No, c'è questo odio proprio contro l'ebreo che io non riesco a capire. Poi il nostro amico Vittorio Robiati ce lo spiega in tanti libri, ne abbiamo parlato anche con lui. Ci sono secoli e secoli di questa roba qua alle spalle, ma questi secoli e secoli io non riesco a capire perché vivano ancora oggi. Questo mi strabilia e mette insieme gente che sta da una parte della barricata politica interna fino a quell'altra opposta. Ma capisci? Allora, questo poi quando gli dici: ma voi siete antisemiti, ti rispondono: no, noi siamo antisionisti perché il governo. No. Facciamo a capirsi. Premesso che il governo di Netanyahu, la favola che in Israele non avrebbe l'appoggio della popolazione è una favola, perché le manifestazioni che si sono viste contro Netanyahu sono quelle dei parenti degli ostaggi che chiedono la liberazione degli ostaggi. Apro parentesi. C'è qualcuno che si è mobilitato per andare da Hamas e dire: o cacciate gli ostaggi o vi spianiamo voi? O vi spianiamo noi? Domando. La signora Schlein ha preso l'aereo ed è andata a Gaza a parlare col quartier generale di Hamas per dire: la onde evitare una strage, sarà il caso che li mollate? Non mi pare che tutto questo sia avvenuto, giusto? No. Poi si dice però: noi siamo antisionisti, non antisemiti. No. Oggi chi è contro Israele è immediatamente antisemita. Non c'è niente da fare, non è separabile questa cosa e non è tollerabile. Perché allora vi chiedo:
una condanna esplicita di Hamas se volete stare con i palestinesi, ma c'è un piccolo particolare, che non tutti i palestinesi sono terroristi, ma tutti i terroristi sono di Hamas. E come faceva giustamente notare l'altra sera Pierluigi Battista, che è stato un grandissimo giornalista del Corriere, in tutto il mondo e in tutte le guerre le popolazioni civili stanno nascoste e gli eserciti combattono, giusto? È vero, no? Sì. Gaza è l'unico posto dove i militari stanno nascosti e i civili sono al fronte. Quindi di che stiamo parlando? Allora, giusto quello che diceva oggi, stamattina, il direttore Sallusti, Greta Thunberg, è tutto vero, ma il tema non sta tanto nella pagliacciata che la signorina Thunberg farà con la sua navetta, sulla sua barchetta da crociera, sta nella mala bestia dell'antisemitismo che ormai ha assunto una proporzione intollerabile e che ha per esempio permeato totalmente l'ONU e che ha permeato totalmente buona parte dell'Unione Europea. Quell'Unione Europea che poi dice ci dobbiamo armare per difendere la democrazia in Ucraina. Ho visto addirittura in rete un referendum, credo, animato da giovani del PD, che chiede: ma Israele è ancora una democrazia? Tu capisci che se si parte da queste basi è molto difficile discutere, insomma. E poi mi chiedevi le notizie. L'altra notizia che mi ha molto divertito è quella del Cardinal Zuppi che si impalca per l'8 per 1000. Lì, se vuoi, c'è da fare tutto un ragionamento molto lungo che però è molto divertente. E facciamolo subito. Polemica sull'8 per 1000. Siamo delusi. La CEI. Cioè, sì. Delusi dal governo per il nuovo 8 per 1000. Allora, intanto il governo non c'entra una mazza. Appunto, cosa c'entra il governo? Nel senso che il governo Meloni ha semplicemente preso una legge votata dal governo Conte PD, quindi Conte bis, in cui si dice, secondo me giustamente, che l'8 per 1000 va ripartito in maniera diversa. Allora, spieghiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici come funziona. Sì, funziona sì. così. Tu puoi destinare l'8 per 1000, fu una legge del 1985 nata da una lunghissima trattativa tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, che, come sapete, una volta discuteva la decima in forza dei patti lateranensi per sostentare i preti, e si disse no, facciamo un altro modo. Lo mettiamo a carico della fiscalità generale, ma in modo che è lo Stato che rinuncia a una piccola parte del suo gettito per favorire la Chiesa Cattolica. Poi si guardò la Costituzione e giustamente si disse no, non si può parlare solo di Chiesa Cattolica, perché la nostra Costituzione dice che non si possono fare differenze, ok? E quindi andava trovato un meccanismo che formalmente non creasse delle disparità, ma che poi fosse in larga misura a vantaggio della Chiesa. E allora, siccome allora 40 anni fa c'era ancora una certa frequentazione da parte degli italiani delle chiese, non era stato ancora Papa Bergoglio, si contò sul fatto che sicuramente gli italiani avrebbero votato, fra virgolette, per la Chiesa Cattolica. Sì. E il meccanismo è questo: tu in fondo alla dichiarazione dei redditi hai una casellina e dici a chi vuoi destinare l'8 per 1000, puoi indicare a chi lo vuoi dare, oppure non indichi nulla, e con la precedente legge quelli che non indicavano nulla davano luogo ad una ripartizione proporzionale dell'intera massa dell'8 per 1000 in base alle preferenze ottenute. Siccome la Chiesa Cattolica comunque otteneva la maggioranza delle preferenze, la Chiesa Cattolica, metti che su 100 preferenze
espresse la Chiesa ne avesse 78, prendeva il 78% dell'intero Cucuzzaro, ok? La riforma fatta da Conte e il PD dice che prima si ripartisce su base percentuale l'ammontare, per cui se la Chiesa Cattolica ha preso il 18% delle preferenze, alla Chiesa Cattolica va direttamente il 18% dei delle fondi, preferenze, ok? Dei fondi. Quindi non più l'intero Cucuzzaro, ma 18%. Dopodiché, fatta la somma di tutti i percento che hanno espresso la preferenza, c'è una quota che non è destinata. Quella quota prima l'inoptato, andava, diciamo, no? Quello che uno non ha scelto rimane lì. sarebbe l'inoptato, perfetto. L'inoptato prima andava ripartito di nuovo secondo le percentuali degli altri, di quelli che avevano scelto. Di quelli che avevano scelto. Invece in questo l'inoptato viene destinato a 5 cose indicate dallo Stato, che sono la tutela della natura, dei beni culturali, alle quali il governo Meloni si è limitato ad aggiungere una sesta destinazione, che è l'aiuto alle comunità di recupero di tossicodipendenti o dipendenze in generale e malati psichici. Una roba. Ecco, e il governo deve fare un'apposita delibera, se non la fa si torna alla scelta di prima. Si torna alla scelta di prima. A me mi sembra una roba di buon senso, no, Carlo? Esatto. Però la domanda è, ma se io prete mi sento dire che una parte dei soldi che spetterebbero, che una volta incassavo, vanno a recupero tossicodipendenti, dovrei essere sincero, dovrei essere felice, no? Giusto? Direi. Perché sono comunque delle pecorelle molto smarrite, no? Ma io sarei felice anche per l'ambiente, per tutte le altre finalità, cioè non mi pare una roba sbagliata. Esatto. Invece ieri Zuppi ha detto, ce l'hanno modificata unilateralmente. Ma Zuppi è quel signore che su 1,1 miliardi più o meno che ogni anno la Chiesa Cattolica incassa dall'8 per 1000, peraltro rendicontando con 2 anni di ritardo dove mette i quattrini, spende metà di quei soldi per il sostentamento del clero, ma sostanzialmente si sapeva che andava così, perché questa legge è nata in sostituzione della famosa decima, che come ti dicevo era la paga dei preti. Ma di quegli altri soldi, sai dove vanno 400 milioni? Ai migranti. A sostegno degli ONG dei migranti. E fra questi ONG dei migranti chi c'è? Casarini. C'è anche Mediterraneo di Casarini, il quale è rinviato a giudizio per traffico illegale di migranti e perché ha lucrato sui passaggi che ha dato ai migranti. Fammelo ricordare, quello che bestemmiava, letteralmente bestemmiava di felicità perché arrivavano questi quattrini. Esatto. Zuppi quindi ieri ha difeso Casarini. E allora la domanda è, si può continuare a ritenere che Matteo Maria Zuppi, sponsorizzato dal signor Riccardi attraverso la comunità di Sant'Egidio, sia un interlocutore di fede o è un interlocutore di soldi? E quanto l'arrivo di Prevost, cioè di Leone XIV, che ha già dato un indirizzo diverso alla Chiesa Cattolica e allo stesso Zuppi gli ha detto stai buonino, incide su questa levata di scudi del nostro amato presidente della Conferenza Episcopale? Questo argomento ho visto che non è stato affrontato con la dovuta laicità da parte della nostra stampa, neanche dai nostri politici. Beh, tra tutti c'è il tuo concittadino conterraneo Matteo Renzi, no? Il quale ha fatto un commento. È un invento di proporzioni. L'ennesimo colpo di testa del duo Meloni-Mantovano, solidarietà al Cardinal Zuppi e a tutti i vescovi italiani. Ora francamente, lasciamo perdere. E bello è che se uno poi si va a leggere il resoconto del convegno fatto dall'Avvenire su questa
su questa celebrazione dei 40 anni della legge sull'8 per 1000, ti rendi conto che l'uscita di Zuppi serve a tappare i buffi, perché questi che hanno un patrimonio immenso sul quale non pagano un euro di tasse, sai che c'è la vexata questione dell'IMU che gli enti ecclesiastici dovrebbero pagare sugli immobili non destinati al culto, per i quali addirittura l'Europa ha fatto procedura di infrazione all'Italia, ma loro ovviamente si guardano benissimo dal mettere mano al portafoglio. Ieri si sono accorti che hanno un immenso patrimonio che non gli rende nulla. Allora Carlo, ti fermo un attimo, sono le 10 e ritorniamo tra pochissimo. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, rieccoci qua. Carlo, intanto sono arrivati diversi messaggi che poi ti giro perché sono anche interessanti, messaggi al numero di WhatsApp, anche audio se volete, 340 6709 659, poi apriremo nell'ultima mezz'ora più o meno anche le linee telefoniche 02 92 94 7222. Intanto però stavo seguendo con molto interesse il tuo ragionamento sull'enorme patrimonio che non rende, per cui ci si attacca all'8 per 1000. Sì, ma tieni presente che parte di quel patrimonio loro pretendono che venga aggiustato dallo Stato. Per esempio, ora parlo delle mie terre. Qui nel cratere del sisma del 2016, gran parte degli edifici danneggiati sono chiese, monasteri, pertinenze ecclesiastiche, anche perché questo era il cuore dello Stato Pontificio, quindi voglio dire. Bene, loro pretendono che gliela aggiusti lo Stato. E la domanda che io faccio è: ma perché io, Stato italiano, devo aggiustarti le chiese? È una buona domanda. Non aggiusto per esempio le sinagoghe? Un'ottima domanda. Aggiusto la casa dei testimoni di Geova? E ti di più, e non aggiusto manco la moschea? Perché? Sì, infatti, perché? Perché? Allora, tu, Chiesa, fai una bella cosa, mi trasferisci il patrimonio, lo gestisco io, e poi se il patrimonio va, come dire, in qualche misura aggiustato, è conseguenza che me ne prendo carico. Ma perché io devo aggiustare la roba tua, sulla quale tu non vuoi manco pagare le tasse? Mi sembra ineccepibile, Carlo. Capisco che lei è cardinale e che quindi si sente colpito nel giudizio. Io capisco che lei, però, che lei è un confratello, quindi abbiamo due punti di vista diversi su queste cose. La loggia mica me l'avete messa a posto, mi è toccata pagarmelo per tutto. La Gran Loggia l'hai sistemata da solo. Senti, ti giro qualche messaggio. Ulteriore che ti volevo fare notare, sempre su questa faccenda, che la Chiesa non sta dicendo nulla su Israele. La Chiesa italiana, compagno Prevost già si è riavvicinato al rabbinato, ma la Chiesa italiana sta con i Propal. Allora, sai, questa Carlo non è una lettura forzata, no? Perché potrebbe apparire tale. È sostanziale, è una lettura sostanziale dei fatti. Di fatto è così. Allora, la domanda che faccio io è: ma sempre al 7 ottobre quelli no? Ecco dov'è che secondo me l'antisemitismo poi
è adesivo ad alcune posizioni, anche se qualcuno vuole, anche se questi rifiutano che gli venga fatto notare. Perché è in queste manifestazioni che poi tu capisci da che parte stanno realmente. E fammi dire una cosa, Sì. quest'anno è il centenario della nascita di Giovanni Spadolini. Io sono stato allievo di Giovanni Spadolini. Che fu giornalista oltre che politico. E vi ricordo che è stato l'unico presidente del Consiglio occidentale a non voler stringere la mano a Yasser Arafat, che allora rappresentava l'OLP. E perché non la volle stringere? Perché sapeva perfettamente che quell'organizzazione palestinese nascondeva nel suo seno i terroristi che oggi sono diventati Hamas. Sì. Quindi quell'insegnamento che l'Occidente è incompatibile col sostegno ad Hamas va radicato. Carlo, ti giro un po' di messaggi perché si accumulano, si stanno accumulando e te li giro per come sono arrivati. Il primo di Dario alle 9.50, ma perché Israele, che ha i servizi segreti migliori del mondo, tecnologie militari più avanzate del mondo, riesce a fermare tutti i missili che gli piovono in testa, ha il supporto dello Stato più forte del mondo? Perché per colpire alcuni terroristi è costretta ad abbattere ospedali con civili innocenti dentro? No, che non sono perché alcuni. I terroristi nascondono dentro gli ospedali. Anche questa è una roba antica, non è nuova questa cosa. Popolazione civile come scudo umano. Bambini inclusi, ovviamente. Allora, Edoardo ci manda un manifesto per delle elezioni francesi del 1889 dove si presentava il signor Vuillet, candidato antisemita, che espressamente diceva gli ebrei se ne devono andare fuori dalle scatole. Tra l'altro, dicevo prima, è simpatico, è terrificante, ma comunque 1889 elezioni in Francia, no? Un candidato che dice esplicitamente fuori dalle balle gli ebrei, io sono un candidato antisemita, votatemi. Io sto leggendo in questi giorni un bel libro sull'antisemitismo nel cinema che, grazie al fatto che tu mi avevi messo in contatto con il grandissimo editore e persona splendida Guido Guastalla, è stato appena pubblicato per la sua casa editrice ed è un libro molto interessante perché attraverso la storia del cinema il cinema è un condensato, no, del pensiero, della cultura, del sentire comune e di tante idee che circolano nelle diverse epoche. Ed è un libro molto bello. Ne parleremo con l'autore Luca Martera, che ha fatto anche ottimi documentari e via dicendo. Ma una cosa che mi è venuta in mente, no? C'è un film che a un certo punto esce nel 32 o nel 33, non mi ricordo neanche il titolo, ma che in pratica racconta dell'incompatibilità tra un lui ebreo e una lei cattolica. Due mondi, mi sembra che si intitoli questo film, che ebbe un grande successo, fu molto pompato, eccetera, eccetera, e sostanzialmente sosteneva questa semplice tesi. Noi e gli ebrei siamo incompatibili, come sono incompatibili il Romeo ebreo e la Giulietta cristiana, no? Alla fine questa unione naufraga perché deve naufragare. A un certo punto Tatiana Schucht chiede al cognato, cioè a Antonio Gramsci in carcere, di fare un commento su questo film. E lui dice: Marx ce l'ha insegnato, il razionalismo occidentale si è nutrito del pensiero ebraico, si è ammalato e l'unica soluzione che abbiamo è cacciar via gli ebrei da tutta Europa. La soluzione sarà quando gli ebrei saranno stati cacciati da tutta l'Europa. A me mi ha colpito sta roba qua. Gramsci, Antonio Gramsci. Siamo sempre lì. Allora, il candidato antisemita che dice votatemi perché... abbastanza di ebrei, non è che come? c'è andato sul piano. Come? Dico, Stalin gli ebrei ne ha fatti fuori abbastanza e c'è andato sul piano, Sì, appunto dico, quindi e Gramsci sosteneva quello che sosteneva Hitler sostanzialmente, adesso la metto giù un po' brutale, ma quella è la sostanza, no? È molto interessante. Il manifesto in questione, Edoardo ce l'ha mandato, è esposto in questi giorni, dice al Musée d'Orsay a Parigi. Mentre ti giro un altro messaggio, ho la persona giusta, scrive Walter, da mandare a Gaza per trattare. È D'Alema. Mi pare di ricordare che lì lui abbia delle aderenze, no? Pare anche a me, mi sembra, no? Carlo? Sì, lui aveva una società di intermediazione con i libanesi, vabbè, però magari sì.
Poi sulle alture del Golan si fa un ottimo Cabernet, lui lo fa anche in Umbria, quindi magari si trovano d'accordo. Ecco, un altro messaggio. Ricordate che, come si evince da una serie Sky, che non conosco, il favore della folla Netanyahu lo perse quando liberò 1000 assassini terroristi per liberare un militare rapito. Ma questi italiani e comunisti capiscono qualcosa? Si domanda un altro ascoltatore. Stefano, buongiorno signori, grazie a entrambi. Potrebbe spiegare gentilmente Carlo come non sia possibile scindere ebraismo da Israele? Non si rischia di cadere nel peccato sinistro di ragionare per etichette. Fermo restando che io personalmente sto coltivando un sentimento negativo con l'Islam in generale, sono fermamente convinto che il problema del Medio Oriente sia quello. Grazie per la risposta. In ogni caso non si capisce più niente tra complottisti, sionisti, Soros, ma Gad Lerner non è ebreo, che fa? Attacca Israele, giuro non riesco più a starci dietro a tutte ste robe, scrive Stefano. Mettiamo un po' d'ordine, Carlo. Allora, intanto Gad Lerner è ebreo libanese, ma per trovare un posto al sole ha ripudiato gli ebrei e ha una lunghissima storia di offese agli ebrei. Vedete, ci sono posizioni come quello di Moni Ovadia che sono elegantissime e che sono quelli della, per esempio, Gauche Caviar francese, per cui parlare male degli ebrei non si può perché gli ebrei sono stati perseguitati dalla Shoah, eccetera, eccetera. Però lo Stato di Israele, allora, lo Stato di Israele non esisteva. Nasce nel 1946 per concessione britannica, la quale Gran Bretagna, per pacificare il Medio Oriente, propone all'ONU la risoluzione di mettere insieme palestinesi ed ebrei nella terra di Palestina, dividendo in due quel territorio che apparteneva agli inglesi e che gli ebrei si pagano, cosa che non fanno i palestinesi, per far nascere i famosi due popoli, due stati. Premesso che agli ebrei viene concesso un pezzo di territorio più arido, quello che sta dalle rive del Giordano sostanzialmente, fino alle alture del Golan, e gli ebrei se ne vanno lì tranquilli e beati nel 48. Ma perché vanno lì? Perché dopo la diaspora, perché dopo gli attentati, perché dopo la Shoah, perché dopo le violenze a cui sono stati sottoposti nel secolo breve, hanno bisogno di un luogo dove sentirsi sicuri e ricostituire la comunità. Dunque, lo Stato di Israele è la risposta in termini politico-istituzionali al genocidio perpetrato dai nazisti e poi anche dai comunisti sugli ebrei. Ecco perché lo Stato di Israele e gli ebrei sono esattamente la stessa cosa. Chi è che non vuole lo Stato di Israele e si oppone ai due stati e i due popoli nel 1948? L'OLP, l'Organizzazione della Palestina, la quale dice: non vogliamo gli ebrei su questa terra. Ebrei che la terra se la comprano. E quando sentite lo slogan dal fiume al mare, sotto quello slogan c'è una sola espressione: cancellazione dello Stato di Israele. Nello statuto dell'OLP, o dell'Organizzazione Palestinese, c'è scritto al primo punto cancellazione dello Stato di Israele. Ora poi può apparire che Netanyahu è sicuramente uno un po' fuori di testa, che ha fatto cose pessime, ma ciò non di meno chi rappresenta lo Stato di Israele, peraltro eletto con libere elezioni, cosa che la popolazione palestinese sottoposta al ricatto di Gaza non conosce, perché vi voglio ricordare che Hamas, quando ci sono state le liste
contrarie a loro. Nelle elezioni palestinesi hanno fatto una cosa molto semplice, hanno preso tutti i candidati delle liste che si opponevano ad Hamas, li hanno portati sui tetti dei palazzi e perché la popolazione vedesse, li hanno non infoibati ma precipitati dai palazzi in modo che si schiantassero a terra. Quindi, a parentesi. Quindi aderire a una posizione anti-israeliana è immediatamente suscitare un sentimento anti-sionista. Va anche detto, cosa che non dice nessuno, che Netanyahu, è vero, ha fatto quell'errore di liberare 1000 palestinesi contro un ebreo, ma ha fatto anche un altro errore, di tollerare la nascita, o se preferite prosperare, di Hamas in quel territorio, convinto che Hamas avrebbe mitigato le pretese dell'OLP, che è quello poi discendenti di Arafat, quelli che Spadolini non volle salutare, convinto che dividendo il potere nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, insomma nella parte palestinese della penisola del Sinai, ci potesse essere una maggiore sicurezza per Israele. È successo esattamente il contrario, ma vi voglio ricordare che Israele non è più presente a Gaza dal 2005 e che Gaza è amministrata, fra virgolette, lo dico, da Hamas, e quindi ciò che è avvenuto alla popolazione di palestinese è integrale responsabilità di Hamas. Questa è la verità storica. Poi, che non piaccia sentirla raccontare, è un altro paio di maniche. Ma certo, se tu parti dal presupposto che quello lì non deve più esistere, allora tutto viene di conseguenza, non fai politica, cioè fai attività terroristica per sconfiggere uno stato esistente. Lo Stato deve morire significa dire ammazzare tutti quelli che stanno nello Stato di Israele. E tutti quelli che stanno nello Stato di Israele sono gli ebrei. Addirittura io ho sentito ieri l'altro, mi pare, un ragionamento di un pro-pal, fra l'altro italiano, che diceva: ma che cosa vogliono questi ebrei che sono arrivati in Palestina, arrivando dalla Francia, dalla Polonia, dall'Italia, quindi sono non è Montanari, l'ottimo rettore, professore l'ottimo rettore dell'Università di Stranieri di Siena, e non si capisce perché poi si continua a tollerarlo, ma va bene, siamo perdere, che ha detto questa bestialità, cioè siccome questi sono ebrei che sono arrivati da tutti i paesi europei e anche da parte dall'Oriente e dagli Stati Uniti, non hanno diritto ad avere uno Stato. Se ne ritornassero dove erano, perché sono cittadini francesi, polacchi, eccetera, e quindi lo Stato di Israele e Gerusalemme diventi palestinese. Ora domando: può la Chiesa cattolica tollerare che si dica che Betlemme, Betania, Cana, Gerusalemme, dove c'è il Santo Sepolcro, siano proprietà dei palestinesi, e cioè in mano ai musulmani? Ma poi mi risulta che nelle messe della Chiesa Cattolica si legga ancora non solo il Nuovo ma l'Antico Testamento, o sbaglio? Appunto. È tollerabile che non si riesca a costruire un luogo dove le tre religioni abramitiche, cioè ebrea, cristiana e islamica, dichiarano una pacificazione totale e che Gerusalemme non appartiene a nessuno se non all'umanità? È così complicato? Carlo, ma voi lo sapete che cosa fa Hamas ai commercianti arabi che stanno dentro Israele? Li chiude a chiave e gli sottrae gli incassi. E quando una donna palestinese che sta a Gerusalemme esercita la professione
più antica del mondo. Tra l'altro alcune palestinesi sono di una bellezza assoluta. Sapete cosa fanno quelli di Hamas? Vanno e le squartano. E lo fanno dentro Gerusalemme, nella città che è l'ombelico della sacralità del mondo. Allora la domanda è: quando facciamo i pro-palla, difendiamo un popolo o contemporaneamente distruggiamo le radici profonde del nostro esistere? Carlo. E vi è mai venuto in mente che Hamas utilizzi i palestinesi come punto d'appoggio per la leva per far saltare la civiltà occidentale, e che quindi difendendo Israele e gli ebrei noi difendiamo la nostra origine? E vi è mai venuto in mente che quelli che non vogliono che noi facciamo questa difesa lo fanno proprio perché vogliono scardinare la civiltà occidentale? Tu l'hai detto chiaro. Pensate. Chiaro e netto, diciamo, ma è una cosa che dovrebbe essere istintiva in noi. Questo mi meraviglia, me capisci? Noi dovremmo averlo per istinto questo tipo di ragionamento. Andati in quante scuole italiane si insegna tutto ciò. No, ma infatti. Comunque, Carlo, se ci stai, ti conviene dire di sì, perché vorrei proprio fare così, perché i messaggi sono moltissimi. Abbiamo 9 minuti prima della pausa delle 10:30. Io ti giro tutta la caterva di messaggi che è arrivata, poi apriamo anche le linee dopo, nell'ultima mezz'ora, però te li giro e tu commenti il più rapidamente possibile, perché hai fatto una magnifica introduzione finora a tutte queste domande che si sono poi susseguite. Te le giro. Scusate, scrive Gianluca, ma comunque vada. La guerra l'ha vinta già Hamas. Non permette ai palestinesi di rifugiarsi nei tunnel, perché lasciandoli morire sotto le bombe li rende martiri indifesi agli occhi del mondo. Rende Israele uno stato malvagio e conquistatore. Mette un'ipoteca sulle nuove generazioni che cresceranno con un senso di revanchismo nei confronti degli ebrei. Cresceranno dunque nuovi terroristi di domani. Questo ha a che fare con l'impatto, diciamo così, mediatico-politico di questa vicenda, no? Che però ha le radici che dicevi tu fino a poco fa. Le radici sono tutte lì. Secondo te mediaticamente hanno vinto loro? La guerra l'ha vinta Hamas o no? Sì. Sì. Purtroppo sì. Allora, un altro messaggio. Elel. Dell'Unione Europea, cioè, come? Per stupidità dell'Unione Europea e in parte per stupidità degli americani. Perché noi crediamo a queste cose. Cioè, non c'è nessuno che ti dice che la fonte dei morti, dei bombardamenti, non è una fonte terza, è l'ufficio stampa di Hamas che parla. Appunto. Cioè, noi abbiamo un'inviata speciale dell'ONU che è al libro paga di Hamas. Non so se è chiaro. Allora, ti giro sempre al volo i messaggi. Scrive un'ascoltatrice: ho smesso di dare l'8 per 1000 con Bergoglio, non lo farò più finché ci sarà Zuppi, perfino peggiore di Bergoglio. Sul tema, un altro ascoltatore fa una battuta, Silvio da Torino: Casarini ha finito di inzuppare il biscotto nelle donazioni dei cristiani. Ha finito forse no, però insomma. Luciana da Muggiò: tra 15 anni avrò un secolo. Mi ricordo che già da ragazzina sentivo dire dalle elementari, quando avevo in classe una compagna ebrea, che gli ebrei erano coloro che avevano tanti poteri perché straricchi. La musica continua tuttora da parte dei soliti che soffrono di invidia, senza però analizzare perché gli uni sono arrivati a certi livelli, loro da parassiti sperano di arrivarci, proni ad altri. In sintesi, ce l'hanno nel DNA l'invidia. Guarda quanti di costoro, ripulitisi esteriormente, si atteggiano a conoscitori della verità, che inculcata con ogni mezzo trascina le pecore che vogliono restare ignoranti a riempire piazze e cortei. Ricordo mio padre che aveva grande considerazione e rispetto per gli ebrei, anche per il solo fatto che avevano fatto crescere i fiori nel deserto. Buon tutto, miei adorati, scrive Luciana, che salutiamo con altrettanto affetto. Messaggio successivo: e se Israele avesse permesso l'attacco, questo è un altro topos, un altro luogo comune di quelli fantastici. Se Israele avesse permesso l'attacco, tra virgolette permesso ovviamente, scrive l'ascoltatore, l'attacco del 7 ottobre per poi giustificare quello che sta facendo, come le Torri Gemelle, no? Ricordate le provette all'antrace di Powell l'11 settembre, Covid, il pangolino, ricordate il vaccino sicuro ed efficace? Ci mentono spudoratamente su tutti, questa è l'unica cosa certa.
Caro ascoltatore, mi raccomando, se lei va oltre Varese stia attento perché la terra finisce. Il borlagiò, come si dice in lombardo, cade giù. Allora, Gianni da Roma, i sinistri ieri hanno esultato per aver tolto l'obbligatorietà del crocifisso nelle scuole in nome della laicità dello Stato. Oggi si strappano le vesti perché lo Stato vuole essere più laico con i soldi delle nostre tasse che elargisce poi per fini sociali, che mi sembra una buona sintesi. Pierangela da Milano, la rassegnata stampa di Cambi è fantastica. Ringrazia Giulio da parte di un'ascoltatrice di Radio Libertà. Ringrazia, virgola, Giulio, virgola, cioè ringrazia Carlo. E io lo ringrazio per il fatto di essere qui dopo la rassegnata stampa, no? Allora, Berengario in Subrico da Roma saluta e dice: lo Stato non mette a posto i suoi di immobili, figurati se metterebbe a posto le chiese museo. A Roma le chiese sono piene di turisti che escono e vanno a prendere il gelato, su cui lo Stato incassa il 50% tra tasse e il resto. E non parliamo delle scuole da gestire dalle suore, che fanno risparmiare miliardi di euro allo Stato. Dottor Cambi, non sia così fazioso, non serve a chi ragiona. Ti lascio subito la replica telegrafica. Guardi, facciamo una piccola... poi io non ce l'ho mica con le chiese o con... Io ce l'ho con chi non rispetta il diritto dello Stato di destinare i propri quattrini a chi gli pare. Sa come funziona in Germania? Mi dispiace. In Germania funziona che se lei è cattolico e vuole dare i soldi alla Chiesa Cattolica, lo dice e paga una tassa per la Chiesa Cattolica. Ecco, si potrebbe tranquillamente fare così, ma non si capisce perché Zuppi voglia mettere bocca su come lo Stato italiano intende organizzare la propria fiscalità e destinare i soldi dei cittadini senza ledere alcuno dei suoi diritti. Quanto alle scuole cattoliche che fanno risparmiare, le faccio notare che sotto Bergoglio le suore sono state ridotte in un tale stato di minorità che hanno abbandonato le scuole. Le faccio notare che gli asili gestiti da religiose sono passate durante il pontificato di Bergoglio da 11.300 a 6.900. Veda un po' lei. Allora, un altro ascoltatore invece ti porta su un altro terreno. Della vicenda Wilders, che ne dice Carlo Cambi? Venuta meno la maggioranza in Olanda, il governo è caduto sui migranti, si va al voto. Che ne dici in estrema sintesi? Che vincerà a mani basse l'estrema destra e che sarà un grande problema per la signora von der Leyen. Allora, Giovanni invece ci manda un audio e lo sentiamo subito, 40 secondi. Lo sentiamo subito, è un parolone, adesso lo facciamo ripartire, spero. Ci riproviamo. Mi dispiace in qualche modo contraddire quello che è stato detto su Gad Lerner. Ricordo un'intervista dove lui diceva che tutti i giorni leggeva ai suoi figli la Bibbia perché era la storia del suo popolo. Quindi non credo che lui abbia rinnegato l'ebraismo. Credo che ci sia sempre una nebbia di ambiguità in queste cose. Buongiorno, grazie. Vabbè, che dici a Giovanni, Carlo? Ma io dico che giudico dagli atti pubblici, poi in privato lui non so cosa faccia. Cosa legga ai figli. Comunque, Lori da Monza dice, beh, insomma, c'è un inviato fenomenale da mandare a risolvere il problema Palestina-Israele. Il signor Parenzo, lui ha sempre le soluzioni che gli altri idioti a suo dire non hanno. E questo mi sembra un po' una battuta ad personam. Parenzo c'è un piccolo problema. Che la comunità ebraica milanese, che è sempre stata una comunità ebraica molto a sinistra, negli ultimi tempi, dopo che hanno preso le mazzate nei cortei del 25 aprile, hanno cambiato un po' opinione. Sarebbe il caso che tu richiamassi Vittorio Ben Daoud in una di queste trasmissioni e che gli facessi oggi la domanda su cos'è la comunità ebraica milanese, perché i tempi del dialogo con Carlo Maria Martini sono molto lontani, i tempi in cui lui era il segretario dell'enorme rabbino Aras, sono molto lontani.
Però Parenzo è stato agevolato molto da quella comunità ebraica e oggi probabilmente se si presentasse a quella comunità ebraica non avrebbe le stesse possibilità. Allora, prima della pausa, velocissimamente, scrive un altro ascoltatore, Maurizio, Hamas ha fatto fuori a Gaza tutti quelli di Al-Fatah sterminati nel silenzio ed ora ne riparliamo. Mentre ti chiede Walter, ci dici qualcosa sull'elezione polacca? Però il tema lo apriamo dopo le 10.30 che sono già ora. L'elezione polacca è un tema molto vasto che ha una forte influenza sull'2, anche se tutti fanno finta che non sia così. Ne parliamo tra poco, intanto saluto Edda che ci ha mandato un saluto via WhatsApp. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, dove eravamo rimasti alle elezioni polacche, sulle quali poi magari spendiamo 2 minuti, però nel frattempo, prima di tornare sul caso della Polonia, vorrei girarti anche gli altri messaggi. Gino, non so come finirà, ma non capisco. Sia gli ebrei che i palestinesi nascono entrambi in Palestina. Fabrizio di Sabbio Chiese, visto che a Gaza la popolazione è esposta ai bombardamenti e azioni israeliane, l'Egitto perché non allestisce campi profughi nel suo territorio, sottraendo i civili alla guerra contro Hamas? Si risolve il problema fino alla sconfitta dei terroristi e si sfama la gente. Come mai non ci arriva nessuno? Perché l'Egitto non mi pare che sia molto intenzionato, no? L'Egitto vuole che Netanyahu faccia il lavoro sporco, ma lo vogliono tutti i paesi arabi. Il lavoro sporco è l'eliminazione alla radice di Hamas, e quindi ci avete fatto caso che non ci sono manifestazioni pro-Pal nei paesi arabi, anzi sono addirittura proibite. Perché? Perché vogliono che gli israeliani facciano il lavoro sporco, cioè gli levino di torno quelli che gli impediscono di fare seriamente affari con l'Occidente. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti sulla Polonia, sulle elezioni in Polonia. Tocchiamo questo tema e poi apriamo anche le linee telefoniche tra 2 minuti. Chi vuole intervenire può farlo. 02 92 94 7222. Carlo, allora, come la vedi? La scena polacca? La
la vedo che cioè, non mi piace autocitarmi, però se andate a leggere Panorama, mi pare di 3 mesi fa, io avevo scritto su Panorama che di ritorno da un viaggio in Polonia, che avevo trovato una popolazione polacca molto stanca di guerra, non ne potevano più degli ucraini. Tenete presente che i polacchi non sono mai dimenticati del fatto che i nazisti ucraini gli hanno fatto fuori circa 300.000 persone. Ci fu una strage perpetrata nella grande pianura di 100.000 persone ammazzate dalle bande naziste ucraine. Non si sono mai dimenticate neppure che la Russia, anzi che l'Unione Sovietica, ma storicamente la Russia, hanno lavorato allo smembramento della Polonia e hanno dell'Europa una visione del tutto strana. Cioè per loro l'Europa è un taxi sul quale salire per riconquistare il benessere perduto. Tenete presente che è una popolazione particolarmente fiera, particolarmente nazionalista, proprio perché la Polonia ha subito, con la strage degli ebrei, con l'invasione dei nazisti, con il tacco dei sovietici, una serie infinita di angherie, ed è un popolo che ha 2 sole grandi coordinate: la bandiera polacca e la fede cattolica. In questo humus l'Europa ha cercato di instillare i concetti, diciamo così, politicamente corretti. Lo faccio corto perché altrimenti sarebbe lunghissima, ed ha brigato in tutti i modi, finanziando largamente i movimenti pro Europa, perché l'Europa diventasse un paese integralmente europeo. Tenete presente che la popolazione polacca riconosce più l'ONU che l'UE come posso dire, strumento di difesa dall'eventuale invasione esterna. Ecco, tutto questo ha determinato che dopo 2 anni e mezzo di nuovo governo Tusk, completamente sdraiato sulle popolazioni europee, ma soprattutto sulle posizioni tedesche, perché le grandi fabbriche tedesche, sia di automobili sia di componentistica, penso alla Siemens, penso alla Volkswagen, hanno costruito gli stabilimenti in Polonia, dove pagano ovviamente molto poco gli operai, e si sono arricchite. Bene, quindi la Polonia è doppiamente interessante per l'Europa germanocentrica, lo è dal punto di vista militare e difensivo, lo è soprattutto dal punto di vista produttivo economico, ma questa balzo in avanti della produttività in Polonia ha determinato un miglioramento considerevole delle condizioni di vita dei polacchi, i quali polacchi oggi richiedono una loro autonomia economica totale. Bene, ovviamente Tusk e l'apparato filo europeo nega questa possibilità di individualità della nazione polacca, e la risposta è l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il quale farà una cosa molto semplice: metterà immediatamente in discussione il governo di Donald Tusk, e quando si dice che è un putinista, che è un putinista, si dice una balla, perché i polacchi non sopportano i russi. Quando si dice che è legatissimo a Trump, si dice un'altra balla, perché non è vero che lui è legato a Trump. Ha importato in Polonia, tenete presente che il candidato che ha vinto è stato anche direttore dell'Istituto Storico della Polonia, quindi è uno che ha completamente dentro di sé l'identità polacca, utilizza i metodi di Trump, di comunicazione, di visione dell'economia, ma non è affatto un atlantista pedissequo, è anzi un fortemente critico sul fatto che la NATO si è, come dire, confusa, fra virgolette, con l'Unione Europea e non ha più quella capacità, come posso dire, individuale
di essere interlocutrice dei conflitti mondiali. Ecco, tutto questo che cosa produrrà? Potrebbe produrre una lenta implosione dell'eurocrazia che è fondata sulla certezza che non è discutibile il fondamento burocratico dell'Europa. Per questo motivo hanno cercato in tutti i modi di evitare questa elezione, perché è, come dire, ve la faccio breve, è come se a Bruxelles avessero letto la fiaba dei fratelli Grimm, i vestiti nuovi dell'imperatore. Oggi a Varsavia c'è un bambino che sarebbe il presidente della Repubblica Polacca che, puntando il dito sulla von der Leyen, gli ha detto: sei nuda, non hai il vestito della festa, ma sei un'entità burocratica totalmente germanocentrica, inservibile per le popolazioni europee. Carlo, 2 telefonate allo 02 92 94 7222. Le sentiamo in ordine. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Giorgio da Monza. La prima domanda che volevo farvi è la seguente. Vorrei che mi spiegaste come mai Hamas dovrebbe ospitare i civili palestinesi all'interno dei tunnel per proteggerli dalle bombe, quando i tunnel mi risulta che siano un obiettivo militare legittimo di Israele, mentre non dovrebbero essere le scuole, ma probabilmente io vivo in un mondo alla rovescia che queste cose io vorrei non le capisco. che mi spiegasse come si fa a bombardare un tunnel costruito sotto una scuola senza bombardare la scuola. No, guardi, ci sono tunnel che non sono costruiti sotto le scuole, sono la maggioranza, sa. Queste cose le può raccontare a qualcun altro. Comunque, volevo chiedere... Pronto? No, le sì, faccio una volevo domanda. anche Lei... chiedere... Le faccio una domanda. Lei è stata a Gaza di recente? Pronto, io non sento niente però. Se parliamo in due... Lei è stato a Gaza di recente? Lei è stata a Gaza non ho sentito quello che avete detto prima. Lei è stato a Gaza di recente? Questo le ha chiesto Carlo. Lei è stato a Gaza no, di non sono recente? stato a Gaza perché non entrano neanche i giornalisti a Gaza. Lo sa? Lo sapeva? Io non sento niente comunque. Prego, dica. Ecco, volevo dare la soluzione al problema, alla vexata question dell'antisemitismo. C'è la legge che aveva proposto Salvini di paragonare l'antisemitismo all'antisionismo. Sarebbe una cosa veramente bella da fare. Peccato che di questa legge non se ne sappia più niente, un po' come il ponte sullo stretto. Eppure il momento direi che sarebbe propizio. Comunque, la volta scorsa io ho chiesto se avevate da dire qualcosa sui 219 giornalisti palestinesi sterminati a Gaza. Kainark è stato zitto, il signor Cambi invece ha detto che Gaza andrebbe spianata. Quindi, dato che i palestinesi sono ismaeliti e semiti come gli israeliani, ci sarebbero delle cattive persone che potrebbero accusare voi di antisemitismo. Per cui il mio consiglio è di badare bene a quello che desiderate, perché potreste anche ottenerlo. E con questo vi saluto. Grazie. Shalom. Carlo. Sai, io faccio fatica a rispondere a questo signore, perché questo signore ha fatto il sommario del luogo comunismo su Gaza. I giornalisti ammazzati sono stati ammazzati da Hamas. E quando lei dice che i tunnel non stanno sotto le scuole, dice una balla. E comunque io rispetto la sua opinione, mi auguro che non sia mai l'opinione vincente per l'umanità. Allora, 2 telefonate, sentiamole subito, pronto? Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Buongiorno. Allora, io se non vi dispiace, loro signori, io parlerei dell'ONU. Lor Signori è bello, Lor Signori è bello, però parliamo dell'ONU. Ora il mio dialetto da signorina. Ecco, prego signora. Va bene, allora, cioè quest'anno in più scadono gli 80 anni dell'ONU, ok? Mi sembra di aver letto così in biblioteca. Allora vorrei dire qualcosa, ripeto. L'ONU nasce con 51 membri che ora sono 193. E poi l'Assemblea Generale è la sede in cui si dovrebbero esprimere le scelte degli Stati. In realtà l'organo decisionale è il Consiglio di Sicurezza.
questo è il più importante, composto da 15 membri, di cui 10 ruotano e 5 sono permanenti, cioè la Cina, la Francia, il Regno Unito, la Russia e gli Stati Uniti, con il diritto di veto su qualsiasi argomento, potendo quindi bloccare qualsiasi decisione presa anche da noi sottoscritti italiani. Il problema è tutto qui, quei 5 stati sono i vincitori, da quello che ho letto io, della seconda guerra mondiale e ne sono la fotografia e l'eredità. Quella situazione oggi, ma già sin dalla guerra fredda, non ha più senso, cioè l'Italia dalla metà degli anni 90 ha cercato di modificare la composizione, mi sembra, del CDS per renderlo più rappresentativo, ma le iniziative della nostra diplomazia, pur avendo raccolto, mi sembra, un crescente consenso, non sono riuscite a superare vari blocchi. La dice lunga e terminano sulle possibilità di un cambiamento. Perciò rimane tutto com'è. Io vi saluto e buona giornata a tutti e due. A ruota l'altra telefonata. Buongiorno a Lisetta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dal centro d'Italia, esatto, il centro del mondo Rieti. Qua siamo a Rieti. Rieti. Intanto tenetevi per i prossimi 20 anni Acerbi perché è troppo forte, è di una simpatia contagiosa. Io sono un fan di Acerbis. Poi un'altra cosa, il cardinale Zuppi, e per gli amici detto anche il cappellano del PD, lo sanno tutti, quindi non è che è una cosa nuova. E volevo dire, l'ho detto l'altra volta, a me sto Papa Cambi sembra una persona seria. Io penso che il tempo delle sceneggiate, delle chiazzate, di vestirsi con orribili polsi e pantaloni neri sia finito. E già come è apparso in pubblico con la mozzetta, tutto quanto, che si sta riappropriando del Palazzo Apostolico, riva in vacanza a Castel Gandolfo, non farà comparsate a Sanremo, non uscirà fuori di testa durante i viaggi, diciamo, in aereo, non farà i dialoghi con i direttori di Repubblica, vedi Scalfari, e soprattutto non farà dialoghi e interviste invece che con grandi teologi, con Fabio Fazio e Luciana Litizzetto. Ecco, non vedremo questo Papa fare queste cose qui. E quindi a me dà l'impressione di una persona seria e deluderà molti progressisti, io penso. Bene, grazie Mario. Grazie. Grazie Mario. No, mi interessava capire il tuo punto di vista, Carlo, più in generale, se riusciamo in pochi minuti, su una questione strutturale, cioè che tipo di novità porta questo Papa, al di là di quello che diceva Mario su alcuni aspetti esteriori. Qual è il cambiamento strutturale, se c'è, secondo te, con questo papato? So che è un discorsone, però magari proprio accenniamolo, facciamo la sintesi. È molto semplice. Per capire questo Papa vi invito a leggere Sant'Agostino. E la novità è che per la prima volta da 1000 anni un agostiniano diventa pontefice della Santa Romana Chiesa. La dottrina di Sant'Agostino è la più moderna che il cattolicesimo potesse immaginare. Questo pontefice si muove leggendo tutti i giorni Sant'Agostino, d'altra parte per 12 anni è stato padre generale degli agostiniani, quindi se avete voglia, ma lo trovate anche in internet, non sono testi particolarmente ostici da leggere. Leggete qualcosa del De Trinitate, qualcosa delle confessioni di Sant'Agostino e capirete la portata rivoluzionaria dal punto di vista della teologia che ha questo Papa e la portata rivoluzionaria dal punto di vista della centralità del cattolicesimo come guida morale e spirituale del mondo che questo Papa si assume a dipanare. Poi tutto il resto è contorno, ma anche nelle forme sarà uno molto attento al come posso dire, all'autorità del magistero ecclesiale. Ecco, diciamo che una certa aria di serietà intellettuale la comunica. Sai, Agostino, al contrario di molti altri, ha un grande vantaggio, che prima di diventare Sant'Agostino è la madre, come sapete, che lo converte, diciamo così, è stato un grande peccatore. Quindi è la sintesi, è la vera sintesi dell'umano che riesce a intravedere il divino. E su questa cosa, quindi sul fatto che il Papa, gli agostiniani abbiano ben presente le debolezze umane, che non siano bacchettoni ma siano saldissimi
nel precetto di fede, che siano in grado di leggere, e d'altra parte sono stati grandi missionari, i bisogni dell'uomo senza però far diventare i desideri bisogni. Ecco, tutto questo dà il senso della straordinaria efficacia, secondo me, che assumerà il pontificato di Leone XIV, ma anche della straordinaria modernità. Noi stiamo vivendo un tempo in cui il senso di responsabilità, in cui lo smarrimento di fronte al mistero della vita sta diventando angosciante. Noi non ce ne rendiamo conto, facciamo finta che non sia vero, ma sono tutte domande. Per esempio, io che sono padre di babbo fortunatamente di una ragazzina giovane che si affaccia adesso alla vita adulta, la vedo che ha questi smarrimenti derivanti da che cosa? Da una società che non le dà un input valoriale, dal fatto che il telefonino è l'amico, non è più lei fortunatamente si salva perché c'ha le amiche del cuore, ma insomma c'è questo senso di smarrimento, di richiesta di identità. Ecco, io penso che questo Papa, proprio perché profondo cultore di Sant'Agostino, che come primo comandamento della sua azione ha io porto Cristo nel cuore, cioè io mi identifico come tempio della sacralità per il semplice fatto che sono uomo, darà a questo nostro tempo disordinato una bussola per navigare alla ricerca del senso dell'umano. Intanto è uscito il sondaggio SVG, Zaia e Fedriga sono i governatori più graditi, De Luca quinto, 3 dei primi 5 al secondo mandato. Ma c'è una telefonata in attesa, pronto? Buongiorno, Zaia, buongiorno signor Candi. Zaia era quello che ci diceva che dovevamo prendere le 2 pastiglie di odio in caso di metterci con la testa sotto il tavolo, in caso di attacco nucleare, ma non ho chiamato per quello. Io ho chiamato perché sono tanti anni da quando c'era Bergoglio, che io non do più l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ma lo do alla Chiesa Ortodossa. E questo è partito già da prima, ma ha avuto il suo clou quando c'erano aperti i tabaccai 5 anni fa, e la Chiesa Cattolica chiudeva le chiese, toglieva l'acqua santa, non dava più il segno della pace, si è piegata a 360 gradi ai voleri di questo sistema satanico che ha fatto e ha provocato questa finta pandemia. Io non dimentico, mi piace tornare sempre sullo stesso argomento, ma da lì si capiscono tante cose. E scusi signor Cambi, ma il messaggio che ha mandato prima un signore dicendo queste cose, che lei ha chiuso dicendo e la terra non è piatta, io non credo che la terra sia piatta, ma ho sotto gli occhi quello che è successo in questi 5 anni di follia con la Chiesa Cattolica, soprattutto in prima fila, dove un Papa diceva che vaccinarsi è un atto d'amore, dove veniva messo da parte il Vangelo di Cristo, che andava in mezzo ai poveri, in mezzo ai malati, in mezzo ai leprosi, per portare la sua parola e il suo conforto, la Chiesa con l'8 per 1000 ha quello che si merita. Io non le darò mai. Bene, signora, la ringrazio. Sono costretto a salutarla perché abbiamo poco tempo, però mi faccia fare una precisazione, e non è la prima volta che ascolto le sue argomentazioni. Le sue scelte, le sue cose personali, eccetera, sono interessantissime per lei sicuramente, ma per il pubblico forse meno, perché francamente lei può fare tutti i ragionamenti che vuole, tutte le scelte che ne conseguono, ma questa qui è una discussione pubblica, no? A me non mi pare di cogliere, dopo la 100ª volta, il succo di questa discussione pubblica nelle parole che lei dice. Ma lo dico con rispetto, perché queste sono linee aperte a tutti, sono 27 anni che sentiamo le telefonate di tutti quanti, mi faccia fare questa precisazione. A lei potrà tornare utile, magari no, però la faccio lo stesso perché mi sento di farla. Lascio la parola a Carlo, e poi a Carlo vorrei chiedere anche 2 cosette, però prima di salutarti. Non so se c'è un'altra telefonata. No, forse no, quindi abbiamo proprio 2 minuti per poi toccare 2 argomenti al volo. No, mi rispondo sulla sì. terapia
non era, signora, legata ai vaccini, argomento che fra l'altro a me ha un po' stufato e di cui non vorrei riparlare, ma se non per le implicazioni di tipo economico che questa cosa ha avuto, non vi vedo mai però così aggressivi sulla signora von der Leyen, non vi vedo mai collegare il profitto di Big Pharma a certe scelte, ma lasciamo perdere, non voglio entrare in questo. No, il discorso sulla terra piatta era relativo al fatto che di ogni cosa si può trovare una spiegazione complottista, poi ci sono i fatti che sono un'altra faccenda. Quanto alla Chiesa Cattolica, guardi, io sono non ho le sue posizioni sui vaccini, glielo dico subito, però sono perfettamente d'accordo con lei sul fatto che la Chiesa non doveva chiudere le chiese, perché la carità della Chiesa prevede anche il rischio di infettarsi, non fosse altro, bastava leggere Manzoni per saperlo. Insomma. Allora Carlo, 2 cose invece prima di salutarci. La prima, sono entrati in vigore i dazi al 50% imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo e poi dopo i dazi Trump ha anche parlato di un altro soggetto con cui negoziare. Mi piace il presidente cinese Xi Jinping. Mi è sempre piaciuto, mi piacerà sempre, ma è molto tosto ed è estremamente duro farci un accordo. Con l'Europa va meglio? È meno tosta l'Europa? Ma lui l'Europa non la considera, per lui l'Europa non c'è. Cioè non è questione di meno tosta, non esiste proprio, diciamo. Allora, ricordatevi una vecchia battuta di Harry Kissinger che disse: ma se io devo parlare con l'Europa, a chi telefono? Certo, qual è il numero? Qual è il numero? Voglio dire, allora, con Xi Jinping loro l'accordo lo faranno, ma per un motivo molto semplice, che c'è un'interdipendenza finanziaria fra ormai America e Stati Uniti. Cina. Sì, scusami, Stati Uniti e Cina. È difficilmente districabile. Il tema è un altro. Noi possiamo continuare a far finta di essere le anime belle e tirarci fuori da questo nuovo schema della demondializzazione che ha imposto Trump? Secondo me no, però i nostri governanti, o meglio, una parte dei nostri governanti, non la Meloni che da questo punto di vista è molto sveglia, non sembrano avvertire questo pericolo. Trump vuole fare accordi bilaterali con tutti, perché sa perfettamente che per lui è indispensabile smontare la globalizzazione, che è quella che ha consentito alla Cina, e non solo alla Cina, e lo consentirà all'India, l'ha consentita al Vietnam, l'ha consentita alla Corea, di aggredire i mercati di consumo ricchi diventando ricchi essi stessi. Guardate, vi faccio un ragionamento. Vi do 3 numeri. Il consumo di PIL interno agli americani è del 65%. Il consumo di PIL all'interno della comunità europea è del 58%. Il consumo di PIL all'interno della Cina è del 32%. Che cosa significa? Che tutto ciò che la Cina produce lo deve esportare perché non glielo chiede il suo mercato, perché è un mercato dove c'è ancora 500-600 milioni di persone sotto la soglia di povertà. E quindi quel meccanismo fa sì che i mercati ricchi siano invasi da produzioni che vengono da quei paesi. Il tentativo di Trump qual è? Rompere la globalizzazione, fare accordi one to one, in modo che il vantaggio di vendere quella roba e di produrla sia reciproco per gli americani e per chi la fa. Ed è per questo motivo che lui dice voglio parlare con Xi Jinping, ed è per questo motivo che lui sa perfettamente che Xi Jinping è un cliente scomodo. Ma perché? Perché Xi Jinping ha il problemino di una recessione interna alla Cina, di consumi troppo bassi e di una sacca di povertà ancora molto rilevante nel suo paese. Ecco, però per fare queste cose bilaterali, citando la famosa canzone, ci vuole un fisico bestiale, no? Bisogna averlo, il fisico bestiale. Però Trump, insomma, il fisico bestiale ce l'ha, c'ha anche quella cosina che si chiama dollaro, che poi i nostri governanti europei si illudono di poter sostituire con l'euro, anche lì, giusto per dare dei dati.
l'88% delle transazioni mondiali è fatto in dollari. Sapete quant'è l'ammontare delle transazioni mondiali denominate in euro? Quanto? Il 6%. Quanto? E c'è il 6%. E c'è qualcuno in Europa che dice che l'euro sarà l'alternativa al dollaro. Avverto che il dollaro esiste già il Bitcoin, che c'è già il renminbi, che sarebbe la moneta cinese elettronico. Dell'euro elettronico non se ne parla proprio, perché abbiamo sistemi fiscali diversi, eccetera, eccetera. Quindi noi stiamo ogni volta raccontandoci il sogno europeo che è lontanissimo dalla realtà, mentre Donald Trump sta facendo non il sogno americano, ma la violenza della potenza americana messa sul terreno. Allora Carlo, 30 secondi, ma fammi citare la tua frase iniziale del pezzo di oggi sulla verità. Chi glielo dice a Landini che in Italia c'è il Jobs Fact, non Act? Sono i dati dell'Istat, 282.000 posti di lavoro in più rispetto al 2024, record dal 2004. Demonizzare il Jobs Act sintetizza la verità, il tuo pezzo è una follia. Lavoro buono? Qui apriremo tutto un altro capitolo perché non ce la facciamo. Proprio a livello di battuta, di tweet, chiudiamo con questo tuo articolo. Allora, il lavoro quando c'è è sempre buono. Certo, potrebbe essere un lavoro migliore e pagato meglio, ma non dipende dal governo pagarlo meglio o meno, dipende dall'incremento di produttività e dipende da quanto i sindacati che si occupano dei ProPal e molto meno degli apprendisti riescono ad incidere sulla contrattazione. Faccio osservare soltanto una cosa, ci sono circa 20 miliardi di aumenti per gli statali che la CGIL tiene ferma perché vuole arrivare al referendum con l'insoddisfazione dei dipendenti, e lo Stato ha pronti aumenti del 9% in busta paga per i dipendenti pubblici. Finché il sistema italiano di contrattazione sul mercato del lavoro sarà legato a queste convenienze politiche e non alle tutele reali del lavoro, il lavoro buono faremo fatica ad averlo. Carlo, grazie, come sempre, un saluto a Carlo Cambi e a tutti coloro che ci hanno seguito e sono intervenuti. Grazie Grazie Carlo. a te, spero che sia stata una buona cosa, statemi bene, viva la libertà. A presto. Ciao. Avete ascoltato